Tragedia nella località di Caserarazzo, al confine tra Friuli e Veneto. Uno sci alpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga. I soccorritori, dopo ore di ricerche, hanno trovato il corpo senza vita. Continua l'allarme in Friuli Venezia Giulia. Due slavine, quasi in contemporanea, si sono staccate dalla parete della montagna. 6 in tutto le persone rimaste coinvolte. Il primo allarme è quello scattato poco dopo le 14 a Caserarazzo, fra Sauris e Belluno. La chiamata al 112 è arrivata da un testimone che ha assistito al distacco nevoso e notato la persona travolta. La valanga è caduta all'incirca 1800 metri di quota. Sul posto, poco lontano, si esercitavano le squadre del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Sono stati chiamati altri rinforzi per operare sullo scenario, oltre all'elicottero della protezione civile, anche quello dei vigili del fuoco e quello dell'elisoccorso regionale. Presenti anche i soccorritori della Guardia di Finanza e in tutto 3 unità cinofile da valanga. Le ricerche, dopo alcune ore, hanno portato alla drammatica scoperta. Poco dopo la prima chiamata, ecco la seconda per un'altra valanga a Sella Nevea, a circa 2000 metri di quota lungo l'itinerario di sci alpinismo che conduce da Sella Ursic alla Conca Prevala. La massa di neve ha travolto uno sci alpinista facente parte di un gruppo di 5, a quanto sembra di nazionalità slovena, dato però non confermato. La persona è stata estratta dalla neve dai compagni di escursione, era cosciente ma traumatizzata e in ipotermia. È stata stabilizzata dal secondo elicottero sanitario dell'elisoccorso regionale e trasportata a Sella Nevea. Consegnato all'ambulanza, lo sci alpinista è stato portato all'ospedale di Udine. Operazioni di recupero difficoltose in entrambi i casi a causa dei notevoli accumuli nevosi e del costante pericolo di nuovi distacchi. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, il livello di pericolo valanghe è salito nelle ultime ore sulle montagne della regione e per oggi dava grado 3 marcato sopra i 1400 metri.